In merito all'incendio avvenuto a Licata nello stabilimento dell'ex Omnia in contrada Bugiades lo scorso 20 gennaio 24, che provocò incendi danni all'ambiente, interviene oggi il parlamentare di 5 Stelle, onorevole Cambiano, affermando: mi dispiace dover intervenire nel giorno delle festività del santo patrono di Licata, Sant'Angelo, ma continua ad assistere a mistificazioni della realtà, soprattutto su una questione che riguarda la salute dei cittadini, è inaccettabile e indecoroso. Così, in seguito al sopralluogo che si è reso necessario sull'impianto a causa della grave situazione in cui da anni versa l'area interessata dall'incendio, il deputato regionale Cambiano afferma: quella odierna non è stata una semplice attività programmata in una visita di cortesia, ma una vera e propria attività ispettiva che si è resa indispensabile a causa della prolungata inerzia da parte del Comune di Licata. Per oltre 2 anni, nonostante un'ordinanza urgente dello scorso 27 gennaio 24 imponesse interventi immediati di messa in sicurezza, si è registrato un immobilismo che non trova giustificazioni. L'onorevole Cambiano contesta anche le recenti dichiarazioni del sindaco. Continuare a richiamare il dissesto dell'ente come abili non è più accettabile, in quanto il dissesto non ha limitato la spesa per l'organizzazione di eventi e festi o per il finanziamento di attività, opere e servizi ritenuti indifferibili e urgenti e che tali non sono. La tutela della salute pubblica non può essere subordinata a ritardi amministrativi né a un continuo rimpallo di responsabilità istituzionali. Il cambio di passo registrato oggi, aggiunge Cambiano, arriva solo dopo denunce pubbliche e atti ispettivi. È bene chiarire che non è frutto dell'iniziativa del Comune, ma dell'intervento della Regione Siciliana, che sta valutando anche l'attivazione dei poteri sostitutivi con azione in danno al Comune di Licata, proprio a testimonianza della totale inerzia da parte dell'amministrazione comunale e del sindaco. L'unica priorità deve essere la rimozione immediata dei rifiuti, la definitiva messa in sicurezza del sito. Non c'è più tempo da perdere quando sono in gioco l'ambiente e la salute. L'onorevole Cambiano conclude assicurando un monitoraggio costante. Continuerò a vigilare affinché si passi dalle dichiarazioni agli interventi concreti. La comunità licatese ha diritto a risposte chiare, trasparenza amministrativa e tempi certi.